è iniziata la gara, 24esima tappa di questo campionato di Serie A calcio a 5 quinto. Ardonato al limite dell'area a schermare la traiettoria, cross che arriva, Giappavieira sotto porta, la palla schizza, sarà rimessa dal fondo con calma. Adesso la squadra di Silvio Roccia. Donin se la sposta sull'interno, calcia col sinistro, potente e centrale la risposta di Parisi. Si riparte allora da Enrico Donin, piede caldo e ci prova di nuovo con deviazione, aggiusta il sinistro e calcia dalla distanza, trovando la risposta di Pietrangelo. Sutton sul punto di battuta, palla scodellata per Donin che si coordina, palla sotto porta. Sutton qui sotto porta, è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Sutton a lavorare questo pallone, mancino potente, deviazione, punizione per il Cosenza. Marchio calcia col sinistro, deviazione sotto porta, se la ritrova lì Pietrangelo. Azzoni chiude il triangolo e calcia, palla che resta di Giappavieira, altro intervento di Parisi. Donin, Giappavieira si gira, Giappavieira è passato e calcia sull'esterno. Questo il tentativo di Giappavieira, bravissimo ancora una volta a liberarsi della marcatura. Ancora Canal, la gioca all'indietro, Arrieta dalla distanza la sblocca il Cosenza. Siluro imprendibile per Pietrangelo, è avanti il Cosenza 1-0. Conclusione molto precisa, mancino nell'angolino, è avanti il Cosenza. Ercolesi ma dentro per André Ferreira, lavora questo pallone al limite, Ercolesi con la punta, la risposta di Parisi, palla che resta lì e poi il muro di Canal. Studia il modo di arrivare alla porta di Parisi. Sutton la tocca, Giappavieira la mette nell'angolino, la Kame la pareggia da schema. Sutton per Giappavieira, 1-1. Il pareggio di Giappavieira la rimette subito in parità. Qui la giocata di Sutton, c'è anche una deviazione che mette fuori giri Parisi. Lunga rincorsa, Antoniazzi, il muro di Parisi. Si riparte col secondo tempo di Cave Treviso Cosenza. Chiama lo schema Sutton, dentro per la girata, in volée, passa avanti la Cave Treviso. Il tocco di Gargantini, morbido per il vantaggio Kame, 2-1. E ancora Sutton a illuminare con il secondo assist del suo pomeriggio. André Ferreira in uscita, palla in verticale per Sutton che trova l'angolino, 3-1. Gara pazzesca di Sutton, 2 assist e adesso anche il gol, 3-1 Kame. L'assistenza di Antoniazzi, trova il palo lontano, Gargantini trova il possesso Tony Dandel che può adesso attaccare la verticale, palla dentro l'area, l'uscita di Pietrangelo. Canal lascia per Arrieta che calcia con deviazione e torna in gara il Cosenza dalla distanza. Arrieta, deviazione sotto porta e Marceligno a trovare il gol del 3-2. Trentin calcia dalla distanza, Arrieta, altra parata da parte di Pietrangelo, ripartenza per Giappavieira che se la allunga. Il Cosenza che è sotto di un gol in questo momento. Bavaresco a lavorare il possesso, dentro per Tony Dandel, la palla è passata a Marceligno, non riesce a coordinarsi, la palla schizza in palla laterale per il Cosenza. Marceligno va dentro, è uscito Pietrangelo, la palla viene lanciata in avanti e palo pieno, colpito dalla distanza. Ultimi 100 secondi, palla che passa con Antoniazzi in girata sotto porta, fa 4-2. Pietrangelo che va a servire in avanti in area Antoniazzi, bella girata e 4-2 Kame. Pressione alta di Sutton su Arrieta, Sutton la ritrova all'indietro, Giappavieira va dentro, Ercolesi non calcia, Giappavieira murato, palla schizza comunque in zona Tony Dandel che allarga, Arrieta imbucata e giocata per il palo. Eccola la giocata con il palo colpito da Marceligno.
allora si ripropone in avanti Tony Dandel, che la chiude. Grandissima parata da parte di Pietrangelo. E sul tiro di Arrieta non c'è più tempo, vince la Came Treviso, vince 4-2, festeggia la squadra di Silvio Roccia, che dopo le 2 sconfitte contro Sambrabate e Roma torna al successo, sale a quota 25 e adesso sì che può credere fortemente al sogno salvezza. Si fanno invece ancora più complicate le cose per il Cosenza.